Parco regionale del Sile è tutto da vivere, ma sempre con lentezza. Muoversi a ritmo dello scorrere dell'acqua, a piedi, su due ruote o in barca, è la chiave per scoprire i 1000 segreti del fiume di risorgiva più lungo d'Europa. Lentezza è andare al passo della natura e fermarsi magari in posti come l'Oasi di Cervara, 25 ettari di terra, acqua e boschi a 2 passi da Quinto di Treviso. Dal 1984, quando è nata come garzaia, è rifugio sicuro per molte coppie di aironi, oggi sono 200, e per molti altri volatili. La star del momento è la cicogna, circa una decina gli esemplari accuditi in un'apposita voliera, tra cui 2 coppie che da poco hanno dato alla luce i propri piccoli. L'intento è chiaro, spiega il naturalista Erminio Ramponi, responsabile dell'Oasi. In tutta Europa sono nati negli ultimi 30 anni molti progetti che aiutano e sostengono le popolazioni di cicogna bianca. Sono progetti che si basano sull'allevamento di cicogne in condizioni controllate, come stiamo facendo noi, con lo scopo poi di attirare qui cicogne selvatiche che sono appunto attratte dalle cicogne che noi stiamo allevando. Aperta nei fine settimana, l'Oasi è luogo ideale per passeggiate silenziose e offre laboratori didattici per i più piccoli, oltre a giri in pantana, la tradizionale barca per navigare il Sile. L'Oasi dispone di 4 pantane. Le pantane sono le barche tipiche del fiume Sile a fondo piatto, costruite completamente in legno, che permettono di navigare anche all'interno della palude dove c'è pochissima acqua. Noi abbiamo dei barcaioli all'interno dell'Oasi che possono accompagnare i nostri visitatori alla scoperta della palude. Il Sile però è un fiume da vivere scivolando sull'acqua anche in canoa, magari verso Casier, oppure a cavallo di una bici, grazie al girasile, lungo la Restera da Treviso a Jesolo, oppure lungo la Treviso-Stiglia, antico e strategico tracciato ferroviario a pochi metri dall'Oasi di Cervara. I percorsi lungo il fiume sono in continuo ampliamento, spiega il presidente del parco Alberto Magaton. Il percorso di Treviso-Stiglia si può prendere a Madoere, da là inizia il tratto che è stato ristrutturato, risistemato dall'Ente Parco e si arriva poi fino a Santa Cristina di Quinto. E poi c'è anche il percorso che sta andando avanti verso la provincia di Padova, quindi la Treviso-Stiglia che naturalmente diventa molto più lunga e diventerà un asse portante per quanto riguarda la mobilità verde, la mobilità lenta, sostenibile. Pace, tranquillità, benessere, al Parco del Sile c'è solo l'imbarazzo della scelta. Un Sile che può essere vissuto in bici, può essere vissuto in barca, può essere vissuto a piedi, ha 1000 modi per essere vissuto questo straordinario fiume di risorgiva.